Buongiorno Chiesa, buongiorno carissimi fratelli, alziamoci in piedi per lodare e adorare a Gesù, amen? Amen? Cantiamo con gioia, lodando e adorando l'unico che è degno di onore, di gloria, di lode. Il primo brano che faremo si chiama Benedetto è il nome del Signore, e così vogliamo cantare insieme dichiarando che il Signore è benedetto e degno, amen? Battiamo le mani. Alleluia, benedetto sia Signore il tuo nome, glorioso, potente, forte. Cantiamo, lode al nome tuo. Lode al nome tuo, quando la tua benignità scorre abbondante su di me. Lode al nome tuo, solo al Signore. Lode al nome tuo, nella terra più arida, dove tutto sembra immobile. Lode al nome tuo, tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo, benedetto il nome del Signore, Glorioso, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me, quando tutto è incantevole. Lode al nome tuo. cantiamo Chiesa, lode al nome tuo. Lode al nome tuo, quando vengo davanti a te, con il cuore triste e fragile. Lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte Sarai ancora lì. benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Tu doni, porti via, per sempre sceglierò di bene. Voglio sentire la Chiesa, tu doni. Sempre sceglierò di benedire a te. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo, benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Alleluia Signore, gloria al tuo nome Gesù. Alleluia. Questo brano è un brano nuovo che abbiamo imparato qualche settimana fa e abbiamo anche fatto con i nostri adolescenti nel campeggio, e la bellezza di questo brano è cantare una cosa che io penso che è bella
bellissima di dire che il nostro Dio, che Gesù è un leone. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza. Il nostro Gesù è un Gesù potente, grande, è un leone, un agnello immolato, e questo Gesù ha vinto e spezzato le catene del peccato. È così che dobbiamo cantare, dichiarando: Gesù, tu sei il mio leone, tu sei il leone di Giuda. Amen. Cantiamo. Possiamo battere le mani? Sulle nuvole verrai, Sulle nuvole verrai, i re si inclineranno a te. Ci libererai quando noi ti loderemo. Ti fermeranno di tu sei il leone, cantiamo. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. oh porte, apritevi, il Re di Gloria, fate entrare. Oh, porta, apritevi, il Re di Gloria fate entrare. Salvezza porterà, a noi darà. Salvezza porterà, a noi darà la Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a noi. Tutti si inginocchieranno. Alleluia. Chi fermerà l'Onnipotente? Cantiamo questa parte. Chi fermerà l'Onnipotente? Alleluia. Lodato sia il tuo nome, Signore. Lodato sia il nome di Gesù, il nostro leone. Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Nessuna persona, nessun potere, nessuna voce dal diavolo, nessuna voce potrà fermare l'Onnipotente, il nostro leone, il nostro Dio grande. Alleluia. Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà l'Onnipotente? Chi fermerà? Tu sei il leone, Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si
Facciamo un applauso a questo leone. Alleluia. La tua presenza in cielo. Alleluia. Grazie Signore, perché noi sappiamo che ogni volta che cerchiamo la tua presenza, la tua gloria, il tuo potere, noi troviamo in te, Signore, tutto ciò che abbiamo bisogno. Signore, davanti a te il nostro cuore è guarito, la nostra anima incontra riposo in te e nella presenza del tuo Spirito Santo, Signore. Il peccato non può vincere, il male non può vincere, il nemico non può vincere. Signore, noi ti chiediamo nel nome di Gesù, l'unica cosa, Dio, che noi vogliamo sentire stamattina è la presenza del tuo Spirito Santo, in un modo come mai abbiamo sentito. Oh Dio, Dio Signore, nessuna cosa è così importante come la tua presenza. Signore, io consegno a te la mia vita. Ognuno di noi, Signore, stamattina consegniamo il nostro cuore a te, la nostra mente, il nostro corpo, i nostri desideri, pensieri. Oh Gesù, guida, Signore, la nostra vita. Mostraci, Signore, la tua via. Tu, Signore, che sei la verità. Tu, Signore, che sei questo leone che ruggisce in potenza. Noi possiamo, Signore, ascoltare la voce di questo leone dentro di noi. Proteggi, Signore, la nostra casa, la nostra famiglia. Proteggi, Signore, anche la nostra chiesa in nome di Gesù. Oh Dio, sei benvenuto. Spirito Santo, sei benvenuto. Fai, Signore, dentro di noi un'opera. Fai, Signore, dentro di noi, perché noi vogliamo, Signore, sentire la tua presenza. Sulla terra chi è come te, infinito, degno, amabile. Niente al mondo mi soddisferà, la tua sorgente non si esaurirà. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. Tesoro dal mio cuore e anima, tesoro dal mio cuore e anima, clemente nella mia fragilità, clemente nella mia fragilità, redentore dei miei passi fino a qui, redentore dei miei passi fino a qui, custode del futuro che verrà, custode del futuro che verrà. La tua presenza è il cielo per me, la tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. E cantiamo, oh Gesù, oh Gesù. La tua presenza è il cielo per me. Oh Gesù, oh Gesù. La tua presenza è il cielo per me.
l'ultimo ritorno aspetterò. In quel momento ti contemplerò. Niente al mondo mi soddisferà. La tua sorgente non si esaurirà. Sei la sorgente, sei la sorgente, non si esaurirà. La tua presenza è il cielo per me. La tua presenza è il cielo per me. E cantiamo, oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. Oh Gesù, la tua presenza è il cielo per me. Oh Gesù, la tua presenza, la Chiesa, Gesù. Oh Gesù, oh Gesù, oh Gesù. La tua presenza è il cielo per me. Alleluia Signore, alleluia, alleluia. Alleluia. Vieni qui, Signore. Riempi la nostra vita, Signore. Riempi il nostro cuore, Gesù. Tu che sei seduto sui cherubini, tu che siedi sul trono tra i serafini, tu che siedi sul trono, alleluia, tra i serafini, tu che sei acclamato dai tuoi angeli, tu che sei acclamato dai tuoi angeli, vieni qui tra noi, che sei seduto, tu che sei seduto sul trono di gloria, tu che siedi sul trono tra la lode di tuo popolo, del tuo popolo, tu che sei acclamato dalla tua Chiesa, tu che sei acclamato dalla tua Chiesa, vieni qui tra noi, vieni qui, vieni qui, vieni qui tra noi, riempici di te, riempici di te.
siedi sul trono tra i serafini. Tu che siedi sul trono tra i serafini. Tu che sei acclamato dai tuoi angeli. Tu che sei acclamato dai tuoi angeli, vieni qui tra noi. Tu che sei seduto sul trono di gloria. Sei seduto sul trono di gloria. Tu che siedi sul trono tra le lodi del tuo popolo. Sul trono tra le lodi del tuo popolo. Tu che sei acclamato dalla tua chiesa. Tu che sei acclamato dalla tua chiesa, Vieni qui, vieni qui, Signore. vieni qui tra noi, riempici di te, vieni qui tra noi, riempi la mia vita, Possiamo pregare insieme? Puoi pregare con questo fratello, questa sorella accanto a te? È il momento di pregare insieme, lodando Gesù, lodando il Signore. Se per caso non conosci ancora questa persona vicino a te, chiedi il nome, così possiamo pregare insieme, perché siamo nella presenza dello Spirito Santo. Nella presenza dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo viene, il nostro cuore è riempito della grazia e dell'amore. Oh Dio, oh Dio, oh Gesù, oh Signore, ti ringraziamo Gesù. Oh Dio, grazie Signore, grazie Signore, perché tu sei seduto nel trono di gloria. Tu sei seduto, Signore, sui cherubini, tra i serafini. Il tuo nome è il nome, l'unico nome potente, grande. Davanti a te, Signore, ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che tu sei Gesù, che tu sei il Signore. Oh Dio, vieni qui, Signore, e fai la tua opera, Signore, in mezzo a noi. Alleluia. Alleluia, Gesù. Alleluia.
Alleluia. Facciamo un applauso a Gesù che è degno di onore, di gloria. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Potete accomodarvi. Invito il nostro coro Agape a venire qua davanti e continuiamo a lodare e adorare a Gesù col nostro coro. Stiamo facendo adesso l'ultima opportunità di questa prima stagione oggi. Dopo faremo una pausa adesso col nostro coro e riprenderemo con la benedizione del Signore a settembre. Così adesso faremo una piccola pausa estiva, ok? Col nostro coro e dopo riprendiamo a settembre. Se volete far parte del nostro coro potete parlare con me, ok? Oppure potete parlare con qualsiasi corista che fa parte del nostro coro e così potete cantare insieme, ok? Prima di ascoltare la predica, facciamo questo momento di lode e adorazione. Amen. Il primo brano che faremo, la Chiesa conosce bene. Adesso che la proiezione funziona, vi chiedo per cortesia se potete mettere aprimi gli occhi del cuore. Grazie Joshua. Ok? Così possiamo cantare insieme con la Chiesa. Aprimi gli occhi del cuore, voglio vedere. Prima è occhi del tuo cuore, scusa. È vero, avete ragione. Sono dimenticato dell'ordine. Occhi del tuo cuore, dopo aprimi gli occhi del cuore.
sorprendente sapere che il Dio dell'universo vuole avere una relazione padre-figlio con noi. Si aspetta che ci uniamo a Lui nello sforzo di riportargli il mondo. Quando Dio venne da Mosè o da Abramo o dai discepoli, non chiese loro cosa vorreste fare per me? Aveva già un progetto e ognuno di loro ha dovuto apportare alcuni aggiustamenti prima di poter realizzare il suo piano nelle loro vite. Dio opera ancora così, non ci sta chiedendo cosa vorreste fare per me? Ha già un piano e se lo permettiamo è più che in grado di operare la sua volontà in noi e attraverso di noi. Non è ciò che puoi fare per Lui, ma ciò che Lui vuol fare in te. Non è un potere che hai. La sua forza Dio ti dà, non è su quel che devi fare, ma è su ciò che devi essere. Hai mai chiesto cosa farebbe Gesù? Ora devi chiederti cosa sta facendo nei dintorni dove sei. Quali sono i piani dentro il cuore di Gesù? Lui ti vuol vicino, chiedi pure a Lui cosa stai facendo. Ho il mio cuore aperto già. Lui non sta cercando i tuoi piani, ha già i suoi fatti per te. Lui non sta cercando i tuoi favori, tutto viene da Lui per te. Se hai progetti per la vita, consegna pure tutto a Lui. Non chiederai cosa farebbe Gesù, ma ai tuoi occhi si vedrà cosa stai facendo nei dintorni dove sei. Quali sono i piani dentro il cuore di Gesù? Lui ti vuol vicino, chiedi pure a Lui cosa stai facendo. Ho il mio cuore aperto, ho il mio cuore aperto a te. Oh Dio, tu sei mio Dio, per sempre ti adorerò. Oh Dio, tu sei il mio Dio, per sempre ti adorerò. Cercherò la tua faccia, imparerò la tua volontà e pian pianino sempre ti seguirò finché ti incontrerò. Oh Dio, tu sei il mio Dio, per sempre ti adorerò. Oh Dio, tu sei il mio Dio, per sempre ti adorerò. Cercherò la tua faccia, imparerò la tua
Amém, chiesa? Quanto è bello lodare, cantare e riconoscere questo nostro Dio, che è l'unico, è il grande, è il potente Dio della nostra vita, della nostra storia. E quando cominciamo a vivere questa esperienza con Lui, cominciamo a capire o quanto Lui veramente è degno di tutta la lode. Oggi, questa settimana, no, Furi mi ha chiamato, mi ha detto, pastore Caio, domenica c'è una sorpresa in chiesa. E c'è una persona oggi qua, Herman, puoi stare in piedi? Grazie. La storia di questo uomo, della sua famiglia, è una storia meravigliosa. Io non so quanto tempo resterete qua in Italia novamente, ma io ho detto che sistemare i documenti sono 7-8 anni, così rimarrai qua. Ma lui fa parte di una storia che noi ascoltiamo per la TV e lui ha un amore per Dio e la sua famiglia hanno fatto una storia stupenda qua in Italia, adesso sono in Francia. E pregate per loro e da quanti anni, 5-6 anni che non ci vediamo. E questa chiesa è stata viva e presente nella storia di questa famiglia. Herman, grazie. Dio ti benedica. Ieri ho chiesto al presidente nostro una riunione domani urgente. Dobbiamo sistemare subito questo computer. No? Chiedo scusa alla chiesa perché il computer non sta funzionando e dobbiamo sistemare questo. E da tempo che stiamo con questa crisi del computer, anche a Conegliano dobbiamo avere un nuovo computer. E è interessante, la tecnologia da un momento all'altro si fermano tutte le cose e noi dobbiamo sistemare, aggiornare, ma anche fare delle cose un po' più perfette. Speriamo che prossima domenica già abbiamo un computer che possiamo cantare e avere questa libertà. Ok, carissimi, andiamo qua, Atti, capitolo 16. E stiamo camminando nella storia molto interessante che l'ultima domenica il pastore Sandro ha predicato dell'opposizione e dopo entra una storia dove ci sono due personaggi che sono stati messi in carcere. E questa sequenza di questa storia di Paolo e Sila è una storia che noi viviamo quando il Vangelo è predicato, quando la parola di Dio si diffonde e quando noi cominciamo a esaltare e glorificare il nostro Dio e la gente in questo mondo comincia a perseguitare la stessa Chiesa di Dio. Verso Atti 16, 25-32 dice così: verso la mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalla fondamenta. In quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: non farti del male, perché siamo tutti qui. Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. E poi li condusse fuori e disse: Signore, che devo fare per essere salvato? Ed essi risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Poi annunciarono la parola del Signore a lui e tutto quello che erano a casa sua. Nostro Padre, è una bella storia, una storia che tu ci insegna, la tua Chiesa che si moltiplicava, la tua parola che si diffondeva. E oggi, Padre, vogliamo condividere quello che è tuo, quello che è nella tua parola, quello che tu ci hai insegnato, Padre. Grazia e misericordia. E nello Spirito Santo, Padre, possiamo vivere questa mattina, questo culto, sotto la tua grazia, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Qual è la nostra grande sfida quando leggiamo un brano come questo? Qual è la nostra grande sfida? Noi non siamo il centro della storia, è Dio. Perciò quando leggiamo questa storia qua di Paolo e di Sila, loro in un carcere, cantando, loro in un carcere, lodando, adorando il Signore, sembrava una cosa un po' fuori dalla ragione. Perciò la nostra sfida è capire perché Paolo, perché Sila in quel momento stavano lodando il Signore nonostante la ingiustizia che loro hanno subito. E loro non erano solo in carcere, loro prima di essere in carcere sono stati flagellati. Ossia, loro hanno vissuto quell'esperienza per una sola ragione: hanno predicato il Vangelo.
In quel momento, quando loro hanno predicato il Vangelo, loro hanno cominciato a subire quello che già è stato promesso dal Signore. E loro stavano vivendo a esperienza che o Signore stava dando a loro. Quando abbiamo consegnato la nostra vita ao Signore, una cosa che noi dobbiamo avere sempre sicurezza. Tutte le cose cooperano para o nostro bene. Tutto quello che succede nella nostra vita c'è la mano del Signore. In quel momento Paolo ha capito, i flagelli, i carceri, fanno parte. Io ho consegnato la mia vita ao Signore. E perciò tutto quello che sto vivendo è una risposta di quello che o Signore sta facendo nella mia vita. Noi dobbiamo cominciare a vedere un mondo non qua, ma vedere un mondo che qua non è il nostro mondo eterno, è l'eternità nel Signore. Noi dobbiamo cominciare a sognare con il Signore, noi dobbiamo cominciare a sognare come sarà il cielo, come sarà questa nuova terra. Questa settimana io e Yassi abbiamo finito di leggere Apocalisse e è quanto interessante leggere quello libro e cominciare a sognare come sarà lì. Tante volte facciamo i progetti qua, comprare una casa, un appartamento, un immobile, una macchina, lavoro e tanti progetti. E Dio dice, Caio, non è qua. Sto preparando qualcosa stupenda. Cominci a sognare con quello che è eterno, non quello che è transitorio. I nostri occhi non sono in questo mondo. Il nostro occhio deve essere nell'eternità con il Signore. E se eu não riesco a capire questo, eu não riesco a capire l'intensità di manifestare la gloria do Signore mentre io sono in carcere, mentre sto subendo queste persecuzioni, mentre sto sendo flagelato qua, eu devo cominciare a vedere le cose nell'eternità e lì io comincio a capire le conseguenze di questo. Noi siamo molto attaccati a quello che il mondo offre, ao piacere di questo mondo. Grazie Pietro. Grazie. Noi siamo molto attaccati a questo. E stiamo perdendo di vedere quello che Dio offre e non questo mondo offre. Nós stiamo perdendo desiderio per una eternità. E noi dobbiamo avere questo desiderio e fare vedere ai figli o quanto è bello vivere l'eternità e prepararsi per questa eternità. Perciò questo primo punto qua è che o carcere è una chiamata del Signore. Eu non so quanto tu já hai vissuto dentro di un carcere, di una esperienza. Non so se tu já hai vissuto essere flagellato, non lo so. Ma io só posso dirvi, è un'esperienza con il Signore. È un'esperienza che tante volte il Signore ci inserisce a essere dentro di un carcere. Io posso parlare di un carcere fisico, ma non solo tante volte. Tante volte noi soffriamo questo. Perciò andare in un carcere per un delitto, per un reato, sembra una cosa che è giusto ai nostri occhi. Ma andare in un carcere senza commettere un delitto, senza commettere un reato, è una cosa diversa dalla nostra mentalità. Subire le conseguenze di un peccato è normale, noi sappiamo. Ma subire le conseguenze che eu non avevo commesso il peccato è un'altra storia. Eu devo sapere che la mia mentalità deve cominciare a entrare nell'eternità di Dio per iniziare a capire i principi che ci sono nella parola. Loro sono stati perseguitati perché hanno liberato una persona che era posseduta. E quella persona che era posseduta portava molto guadagno ai suoi padroni. Questa è la nostra società dove la ricchezza si trasmite attraverso do engano. Questa è la nostra società dove il guadagno ingiusto si diventa una realtà. Quando noi vediamo la situazione anche in Italia di sfruttamento della gente che sono i braccianti, e quando vediamo questa storia, noi vediamo che questa storia non è di adesso, già esisteva. Ma questa donna, questa ragazza já era posseduta in quel momento. Perciò nonostante una giustizia che stava succedendo ali, sociale, ma anche una giustizia divina, la conseguenza che è andata a Paolo e Sila era andare in prigione. Dio ci ha chiamato a liberare la gente dall'azione di un nemico. Dio ci ha chiamato a liberare la gente quando è posseduta. Dio ha chiamato la gente a vedere dove un nemico agisce e andare là e liberare. Paolo ha fatto questo con quella ragazza. Paolo e Sila erano lì. E quello ha creato in quella piccola città una situazione che ha sconvolto tutta la città, perché loro non hanno visto soltanto una guarigione, ma hanno perso un guadagno. Quando leggo questo brano, mi ricordo la storia di Gesù, che è quello indemoniato che là anche portava una di guadagno, e lui ha sofferto la stessa situazione. Ossia, noi dobbiamo sapere che la gente in questo mondo vive sotto la schiavitù.
Pensa che noi qua nel Veneto abbiamo seguito la storia di quella ragazza tedesca che in un momento di follia ha praticamente ha distrutto una famiglia. E quando leggo questa mattina, stavo leggendo un po' la sua storia, è una ragazza che aveva bisogno di una liberazione. Quanti di noi forse eravamo vicino a questa ragazza e non abbiamo portato la parola di liberazione? Ho visto che lei era qua da questa parte qualche settimana fa. Ossia, e quanta gente noi vediamo oggi che sono nel mondo, incatenati in un mondo dove il diavolo sta prendendo in giro e usando le vite per essere distrutte. La Chiesa è stata chiamata a liberare la gente dalla schiavitù del diavolo. La gente ha il potere nello Spirito Santo di liberare la gente. La Chiesa ha il potere dello Spirito Santo di portare alla gente a una liberazione. E perciò Paolo, quando ha fatto questo, sappiamo che le conseguenze verranno su di noi. Perché il mondo vedrà questo e dirà che cosa non è proprio così. Viviamo in un mondo oggi che c'è un liberalismo dove si può fare tutto. Esiste una mentalità che ingana, che viene contro il principio della parola di Dio. E quando la Chiesa predica questo deve essere o quê? Perseguitata. La Chiesa che non è perseguitata è perché sta si adattando al mondo. La Chiesa perseguitata è perché sta predicando la parola del Signore e liberando la gente dalla schiavitù del diavolo. Ieri sera con i ragazzi abbiamo parlato di modo molto chiaro che Dio creò, che cosa? Che era qua ieri? L'uomo e la donna, punto. E lì Dio creò in quel modo che loro possono assieme, loro due, l'uomo e la donna, non l'anima gemella, ma quello che è un aiuto adatto, possano camminare assieme, e è lì che era il sogno, il progetto di Dio. E noi stiamo cercando di far vedere i ragazzi che sono dentro di un mondo della scuola, dell'università, dove sono riempiti con tanta dottrina, ideologie che non sono bibliche. Ma loro devono predicare e essere sicuri della fede, nonostante che saranno perseguitati. E forse i nostri ragazzi, ciao, tu non puoi più essere studiare qua. Non so se avete seguito quella storia di quell'insegnante in quella università in Inghilterra. Lui ha parlato del senso scientifico e della biologia. È stato dimesso, è stato messo in carcere per una fede, per una sicurezza. Noi viviamo in un mondo oggi che se noi cominciamo ad adattarci al mondo, tutto va bene. Ma se eu comincio a predicare o Evangelho que será contrário alla mentalità di questo mondo, sappiamo che il carcere sarà vicino a noi. Sei pronto per un carcere? Sei pronto per adorare a Dio mentre tu sei in carcere? Tu sei pronto ad adorare a Dio quando le verghe verranno su di te? Tu sei pronto a soffrire per una causa di Cristo? Non possiamo mai dimenticare che il messaggio di Gesù non è per gradire la gente. O messaggio di Gesù è per creare cambiamenti profondi. O messaggio di Gesù è per entrare nelle ferite di questo mondo e bruciare e creare dei cambiamenti nella gente. Ma só può avere la guarigione se brucia prima. E quella ragazza è stata guarita. Paolo e Sila, come conseguenza, erano in prigione. Ma dopo succedono delle cose stupende. O messaggio di Cristo trasforma la gente. O messaggio di Cristo è nuovo, ferisce e guarisce. O mundo vive nell'inganno e il diavolo vuole mantenere gli animi a se stesso. Ma come dice in Giovanni, la verità ci farà? La verità ci farà libero. La verità ci farà libero. E quanto è bello quando noi abbiamo la libertà e siamo nella verità, noi guardiamo la gente con i nostri occhi aperti. Noi non abbiamo paura perché stiamo camminando nella verità. Quando eu trovo la gente, eu digo que eu te guardo negli occhi, perché stiamo camminando nella verità. E la Chiesa cammina nella verità quando sta proclamando questo messaggio di verità, di trasformazione e di guarigione. La verità ci farà libero. La persecuzione è dolce quando stiamo camminando con il Signore. Quando esiste il predicare il Vangelo, c'è una reazione. Tante volte quando leggiamo questo testo cominciamo a pensare come che loro possono adorare Dio incarcerati là? Come possono adorare Dio in un luogo che era puzzolento? Eu non so se tu conosci un carcere come era quello. Noi conosciamo carceri come sono oggi, che antes sono anche delle aree condizionate.
ma carcere là in quella città a Filippo non c'era niente. E tutto quello che loro dovevano fare, il loro bisogno, era tutto lì, puzzava tanto, ma non solo loro, degli altri. E loro erano in fondo in quel carcere. Pochi anni fa abbiamo avuto il privilegio di stare lì e vedere com'era questo carcere. E è interessante come Dio fa. Paolo e Sila, riconoscendo la gloria del Signore e manifestando la gloria del Signore, adorano il Signore. In quel momento Paolo e Sila hanno preso una decisione. Loro potevano lamentarsi. E siamo noi così. Se fa freddo ci lamentiamo che fa freddo, se fa caldo ci lamentiamo che fa caldo, se piove, ma non si ferma questa pioggia. Se fa un po' di siccità e quando viene la pioggia. Noi siamo così. Ma Paolo e Sila hanno fatto una decisione. E è questa decisione che cambia la nostra vita e non solo la nostra. Loro hanno deciso di adorare il Signore. Loro hanno deciso di lodare il Signore. E il loro sguardo era verso Dio, non era verso di loro. Perché se loro guardassero a loro stessi, loro cominciavano un periodo di lamento e lamento. Perciò che noi dobbiamo guardare il Signore. E quando guardiamo il Signore, la gloria do Signore si manifesta. E quando guardiamo il Signore, c'è una pace profonda e stupenda nella nostra anima. Quando guardiamo il Signore, la gente vedrà nella nostra vita la sua gloria. Ieri stavo leggendo in 2 Corinzi capitolo 3, quando si manifesta questa gloria do Signore a Mosè. E Paolo stava dicendo, noi non dobbiamo cercare le cose di questo mondo dove sono transitorie. Ma come Mosè ha avuto degli incontri con il Signore, quando scendeva manifestava la gloria do Signore e la gente non riusciva neanche a guardare Mosè. E Paolo trattava di queste cose in modo molto bello. E noi dobbiamo leggere la sua parola e inserire nella nostra vita, manifestare la gloria del Signore. Lodare e adorare a Dio sono collegati con la gratitudine. Perciò che la sofferenza che noi abbiamo, noi possiamo scegliere: mi lamento o sono grato? Mi lamento o la gratitudine? Comincio a piangere o comincio a gioire? Nel momento della sofferenza sono io che decido. E quando eu comincio a decidere guardando la gloria do Signore, comincia a venire dei miracoli. Nella difficoltà abbiamo la scelta di fare quello che è nel nostro cuore o quello che c'è il Signore che si rivela nella sua parola. Perciò con la gratitudine io adoro. Quando manca la gratitudine, io soffro con me stesso. Quanto è bello quando prendiamo una decisione che non è semplice, comincia a provocare cambiamento nella mia vita, sicurezza nella mia vita, e le persone intorno a me cominciano a vedere la gloria del Signore. E devo capire che il dolore che viviamo non significa sconfitta. E devo capire che l'abbandono che tante volte viviamo non è una sconfitta. E non è Dio che ci abbandona, Lui è con noi. Non significa che il mio valore è nulla. Dio cambia il mio dolore in danza. Dio cambia la mia storia alla sua gloria. O nosso tempo di sofferenza, come la parola dice, è breve. Siate sobri, vegliate, e o vosso avversario, o diavolo, vai attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resisteteli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ora, o Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un breve tempo. Vi perfezionerà Ele stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Paolo e Sila avevano questa consapevolezza, loro stavano pronti a questo. Loro vivevano la gloria del Padre e la gloria di Dio. Quando andiamo a servire al Signore, quando abbiamo più intimità con il Signore, le conseguenze è questo. Del resto, tutto quello che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Tutto quello che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Paolo e Sila erano in carcere perché erano perseguitati, ma loro vivevano piamente con il Signore. Il mio termômetro di camminata con il Signore è la persecuzione. Il mio termômetro di fede e di spiritualità è la persecuzione. E quanto di più
è perché sto predicando il Vangelo di Cristo. Perciò un'azione cristiana produce una reazione non cristiana. Come posso desiderare qualcosa di un mondo che è ostile? Io predico l'amore di Cristo. Il mondo è ostile a questo. Sono stato abbandonato dalla mia famiglia, sono stato abbandonato dai miei amici, perché ho deciso di seguire Cristo. E adesso vediamo il terzo punto, le conseguenze. Le persone si convertono. Verso la mezzanotte Paulo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Interessante Paulo e Sila. Loro non soltanto stavano pregando, cantando ao Signore, mas estavam cantando em alta voce. E loro ascoltavano. I carcerati ascoltavano. Eu não so qual era a canzone di Paulo e Sila. Eu não so. Non so qual è il cantico che loro cantavano, quale inno. Ho parlato con Rubens, no? Domenica Belluno. E ho detto, non so qual era la canzone. Forse era Meravigliosa Grazia. Non lo so. Ma io sono sicuro che loro stavano cantando qualcosa che adorava il Signore e che poteva trasformare la gente. Forse loro stavano cantando o Salmo 37, non adirarti a causa di malvagio, di avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come i fieni appassiranno con l'erba verde. Confida nel Signore e fa o bene. Abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore ed Ele apagherà i desideri del tuo cuore. Ripone la tua sorte nel Signore, confida in Lui e Lui agirà. Forse loro cantavano o Salmo 23. O Signore è il mio. E loro stavano cantando, o Signore è mio pastore, nulla mi mancherà. Ele mi farà riposare in verdejanti pascoli. Lui mi guida lungo le acque calme. Ele mi restaura l'anima, mi conduce per i sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminasse nella valle dell'ombra della morte, quando sono in carcere, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, la tua verga, mi danno sicurezza. Per me, tu imbandisci la tavola, sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi d'olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Será che loro stavano cantando questo inno? Será che loro stavano salmeggiando in questo modo? Eu non lo so. Ma io so che loro stavano adorando il Signore, riconoscendo che il Signore è il mio pastore. Mio. Eu so che loro stavano salmeggiando, adorando il Signore e manifestando con cantico adorazione al Signore, lode al Signore. Eu non lo so come era la loro preghiera, ma sicuramente quella loro preghiera ha cambiato i carcerati. Eu non lo so qual era la loro preghiera, ma loro pregavano in modo alto, in modo che la gente poteva ascoltare, e loro hanno capito che il Signore, che Cristo Gesù è il Signore. Durante i momenti difficili il mio lamento deve diventare lode, e quando c'è l'adorazione miracoli succedono. E qual è stato il primo miracolo? Chi si ricorda del brano? Un terremoto. E è interessante, quella prigione è sotto i sassi, tanta pietra. E se viene un terremoto, che cosa poteva succedere? Ma questo terremoto soltanto toglie da loro tutto quello che li manteneva incatenati. Viene un terremoto. Settimana scorsa, il pastore Sandro ha predicato 2 o 3 settimane fa di Pietro, che le porte si aprono e Pietro va via. Viene un terremoto e Paulo poteva andare via, Sila poteva andare via. E è lì una cosa che mi colpisce in questo testo: Paulo e Sila hanno deciso di rimanere in quel carcere. Al posto loro forse cai in quel momento. Adesso sono libero, scappo, Sila, insieme andiamo. Dopo Filippo c'è Tessalonica, conosco qualcuno di là che possa prendere e darti un appoggio. Paulo e Sila andiamo. Ma Paulo e Sila, che adoravano il Signore, hanno visto la vita di un ragazzo lì che stava per commettere un suicidio. Loro non hanno pensato novamente in loro, hanno pensato in quell'uomo.
E lì succede il secondo miracolo, la conversione di quell'uomo, ma non solo la conversione di quell'uomo, la conversione di tutta la sua famiglia. Quando io adoro il Signore, quando io comincio a proclamare il Signore nei momenti difficili, la gente che è intorno a me si converte. Quando io adoro il Signore, io comincio a vedere che il Signore comincia a essere proclamato a tutta la gente. Quando io adoro il Signore e la gente non riesce a capire perché io sto adorando il Signore. E la gente comincia a domandare, ma tu che sei in carcere, io lo so che non era giusto, e lui era un cittadino romano, non poteva subire quello. Per diritto, lui non poteva subire le verghe. Ma quello ragazzo che era lì comincia a vedere un'adorazione in mezzo all'ingiustizia, in mezzo alla sofferenza, e vuole scoprire chi è Gesù in questa vita. Quando tu stai passando per una situazione molto difficile, adora il Signore. Proclama il Signore. E la gente che sarà intorno a te scoprirà chi è Gesù, perché la tua vita è diversa. Perché la tua fiducia è nel Signore. Io confido no Signore. E o Signore è il mio pastore. E quando eu confido no Signore, o Signore é meu pastor, nel momento di un carcere, la gente vorrà sapere, anch'io voglio questo Signore nella mia vita, perché basta di questo. O Signore è mio pastore. Io sono in carcere, ma nulla mi mancherà. O Signore è mio pastore. E lì Sila e Paulo, in quel momento, hanno fatto un dei battesimi più brevi della storia. Quella stessa notte, loro sono usciti, sono stati lavati, hanno mangiato, e anche in quella notte loro sono ritornati in carcere. Com'era questa storia io non lo so, ma loro sono usciti di quel carcere, hanno mangiato, hanno predicato il Vangelo, hanno battezzato quella famiglia e dopo sono tornati in carcere. Caio, non so che cosa farebbe in quel momento, forse scappava, ma quando il Signore è mio pastore e la gloria del Signore esiste, io starò lì a lodare e adorare il Signore e a ritornare al carcere, perché la vita di quel ragazzo è molto più preziosa della mia vita. Quando c'entra il Signore, adesso la mia vita è morta, perché è in Cristo. Quando sono arrivato in Italia c'era una pubblicità molto interessante. Vodafone, tutto intorno a te. Quando ci convertiamo, vediamo che questo messaggio è diabolico. Cristo Gesù, tutto intorno a Dio. È tutto con Lui. E è tutto con Lui. E Lui ha il controllo. Paulo e Sila hanno capito. Quando cominciamo ad adorare il Signore, i miracoli della conversione succedono. Io ringrazio a Dio oggi che la mia famiglia sta arrivando ai piedi di Gesù. 2 o 3 settimane fa, parlando con la mia famiglia, e la mia nipote ha detto, sai che cosa è successo questa settimana? Nel nostro appartamento era un silenzio con 2 bambini in silenzio, e loro hanno pensato che cosa loro stanno combinando. La mia nipote entra nella camera, la più grande di 9 anni stava facendo che cosa? Leggendo la Bibbia per l'altra sorellina di 4 anni e 5. Quando io adoro il Signore nella difficoltà, il miracolo della conversione esiste. Voi non conoscete la mia famiglia, ma conoscendo la mia famiglia, vedendo quella nipotina, quella piccola, leggendo la Bibbia a un'altra, è un miracolo del Signore. È la conversione. E la conversione è una dimostrazione che il Signore è con noi. Quella chiamata io e Astrid abbiamo fatto un po' di sorriso, un po' di pianto, di tanta gioia. Perché quello che era in carcere
stanno vivendo la libertà. E adesso io posso adorare il Signore. Preghiamo. Nostro Padre, questa storia di Paolo e Sila poteva essere tolta dalla tua parola, ma tu hai inserito. Lo Spirito Santo ha rivelato a Luca e Luca ha scritto questa storia, scrisse questa storia. Questa storia ci insegna, Padre, io proclamare la tua parola, dove esiste un mondo di inganno, ma dobbiamo resistere e proclamare la tua parola. Dove esiste un mondo che ci persegue, ma continuiamo a proclamare la tua parola. E come conseguenza, Padre, non saranno fiori, ma sarà un carcere. Ma quando io capisco questo, perché vorrei manifestare la tua gloria, wow, io posso adorarti, io posso lodarti, io posso glorificare il tuo nome. E o miracolo verrà, e il miracolo è quello che non succede tutti i giorni, perché è miracolo. E il miracolo verrà, e il miracolo è quello che io non lo so, perché è un miracolo. I miracoli verranno. Era un terremoto, era un carcere aperto, io ero lì. Era un ragazzo che stava per commettere un suicidio e lui si converte, e anche la sua famiglia. È un miracolo di ritornare a quel carcere. È un miracolo di un battesimo di tutta la famiglia. È un miracolo. Un miracolo che è frutto di una adorazione a te. Un miracolo che è frutto di una vita consacrata a te, in lode a te. Io ti ringrazio, Padre, perché quelle vite un giorno troveremo nell'eternità. Staremo lì assieme a loro, ti adorando, Padre, faccia a faccia. Conosceremo questa famiglia, questo carceriere, conosceremo, Padre, perché il miracolo dell'adorazione produce trasformazione. Grazie, Padre, perché quando Paolo afferma non sono più io che vivo, ma è Cristo in me, io posso scoprire il valore del miracolo e della tua gloria che è eterna. Ti ringrazio, Padre, perché Paolo e Sila in quel momento ci hanno insegnato di non approfittare un momento di una falsa libertà e scappare di quel carcere, ma vedere le persone che soffrono e salvare una vita e una famiglia e chissà tante di altre dopo. Ti ringrazio, Padre, perché quando tu sei il centro della nostra storia, tu cominci a fare delle cose che solo tu puoi fare. Grazie. Grazie, oh Padre, perché questa è la tua Chiesa che deve essere pronta e è preparata a parlare, a predicare, a scacciare qualsiasi demone per questo mondo e portare la gente alla libertà. Nostro Padre, quante persone intorno a noi che ancora non ti conoscono, che vivono in un carcere e hanno bisogno della tua parola e noi abbiamo. Grazie. Ti ringrazio perché tu sei il Dio che ci ha chiamato alla libertà. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen, Signore. Questa settimana io e il pastore Sandro siamo incontrati. Io ho detto, pastore Sandro,
io penso che noi dobbiamo fare un'altra cosa quest'anno. E lui mi ha detto cosa? Solo nelle ultime 2 settimane 5 persone ci hanno chiesto per essere battezzate. Forse faremo un nuovo battesimo quest'anno. Alleluia, Signore. La gente si converte. La gente ha chiesto. La gente sta si convertendo e glorificando il Signore. Chissà, settembre, ottobre, non lo so, Lago Misurina a dicembre, durante il campeggio dei ragazzi, un battesimo per non dimenticare. Gloria a Dio, adorando, la gente si converte. E siamo grati al Signore. Amém, Chiesa? Momento di consacrazione, momento di offerta. Abbiamo aperto in Maialini questa settimana anche l'offerta dei bambini. Sono arrivati più di 800 euro a Venezuela e Siria per i bambini e per le vedove in Siria. Grazie, Chiesa. Grazie. Quanto è bello offrire, essere generosi e sapere che noi stiamo aiutando dei bambini che non hanno niente da mangiare. Come abbiamo parlato, 2 euro cambia una storia per un mese in un bambino in Venezuela. Qualche euro aiuta tante vedove in Siria e che noi possiamo continuare a essere generosi. Ma gli alunni sono tornati, adesso sono vuoti e che possiamo fine anno riempire nuovamente tanta gente che soffre. Cantiamo, adoriamo, è un coro? Ok. Mentre loro cantano possiamo adorare il Signore in questo momento di offerta e di consacrazione a Lui. Como se diz no futebol.
Nosso Padre degno e l'agnello. Quanto è bello ricordare questo sacrificio sulla croce per noi. Degno e l'agnello, che fu morto e è risorto. Ti ringrazio la tua gente, il tuo popolo, la fedeltà, contribuire e servire. Degno è l'agnello. E a te, oh Padre, tutta la lode e tutta l'adorazione. Grazie. Grazie per questo momento che possiamo offrirti in libertà e adorarti. Al tuo nome, oh Padre. Gloria a te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Ok, gli avvisi, forse stiamo organizzando per il nuovo battesimo, se tu desidera questo potete parlare con i pastori, ok? Stiamo riorganizzando questa strada anche ancora questo anno, ok? Sono dimenticato Angela e Mariana, Matteo, Pietro, grazie che siete qua con noi. Loro ti seguono sempre ogni domenica dal Belgio, online, tramite YouTube, e sono qua in Italia. È la vostra patria adesso in Europa, non è Belgio. Grazie alla vostra presenza. O bello che Herman ha portato la sua figlia che só parla francese. E adesso come faremo la lezione della scuola biblica si parla solo francese? C'era il loro figlio che parla francese, che è nella scuola biblica facendo la traduzione. Tutto succede con il Signore. Amen, Chiesa? Bello, questa è la Chiesa meravigliosa di Dio. Dio organizza tutto. Ok, cari? L'ultimo avviso qua. Tante persone stanno cercando, Pastore Caio, cos'è l'UCEP? E tante persone mi chiamano, mi telefonano, già sono venuto qua in chiesa a parlare con me. Io ho detto, posso dare una risposta a voi, possiamo informarvi? Qualche dubbio, siamo qua disposti a parlare con voi, ok? Così se avete qualche dubbio chi è l'UCEP, la Convenzione Battista Italiana, tanta gente sta mi cercando e io vorrei parlare con voi, qualsiasi momento, siamo qua come pastori a informare la Chiesa su questo, ok? E possiamo dare in modo chiaro tante informazioni precise, ok? Sì, abbiamo bisogno. L'altra domenica eravamo quasi 100 ragazzi, era un gruppo grandissimo, non tanti perché c'era un gruppo fuori ieri. Carissa, abbiamo bisogno di adulti qua per dare un appoggio. Alleluia ao Signore per quello che Dio sta facendo con gli adolescenti, per adolescenti, giovani e bambini in questa chiesa. Siamo più di 150 oggi, con i bambini insieme. Alleluia, è questa generazione. Alleluia, gloria al Signore. Ok, 2, 3, 1. Buona domenica a tutti. Ciao. Amém. Invito la Chiesa, alziamoci in piedi per finire lodando a Gesù. Tu sei il nostro leone, leone di Giuda.
fermerà. Salvezza porterà, a noi darà la libertà, fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si inginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato. Tutti si inginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si inginocchieranno. Cantiamo chi fermerà l'Onnipotente. Nessuna persona, nessun altro Dio, nessun altro nome, nessuno può fermare la potenza del nostro Dio. Alleluia! Fermerà l'Onnipotente.